No all'obbligo di vaccinazione, avanti tutta, la battaglia del Veneto prosegue. Luca Zaia lo ha ribadito al ministro Lorenzin nell'incontro di oggi a Roma per la conferenza Stato-Regioni. Noi abbiamo ribadito la nostra posizione, la posizione non è di essere contro i vaccini, confermiamo il ricorso sia sul decreto che sull'eventuale legge, se diventerà legge questo decreto, e pensiamo che questo metodo coercitivo e poco rispettoso anche del fatto che i cittadini debbano essere informati creerà ancora più abbandono. Non siamo contrari ai vaccini, ma a questa obbligatorietà, insiste. Altri fronti al centro dell'incontro di oggi, come la mobilità sanitaria, per la quale il governatore ha rilevato che il bilancio della sanità del Veneto presenta un attivo di 300 milioni, grazie a quanti scelgono la nostra sanità provenendo da altre regioni. Ma da noi arrivano pazienti con patologie complesse come i trapianti, che sono anche molto costose e non portano conti attivi in bilancio, specifica. Intanto, sul fronte vaccini, il ricorso contro il provvedimento resta in piedi, perché, ne è convinto Zaia, il rischio è che l'obbligo e le pesanti sanzioni previste incentivino gli abbandoni della profilassi vaccinale. Il Veneto è un modello di non obbligatorietà e di dialogo, ce l'ha da 10 anni, la performance oggi vaccinale in Veneto è del 92,6% di copertura, dialoghiamo con i genitori, si fanno anche programmi vaccinali ad hoc e siamo convinti che come noi altri 15 paesi in Europa hanno un progetto di non obbligatorietà. Siamo in buona compagnia con Regno Unito, Germania, Spagna e molti paesi del nord Europa.